Grande successo per l'evento al Parco Museo Jalari Espressivamente, il festival di espressioni artistiche, giunta alla sua 18ª edizione. Espressivamente, più che un semplice nome di un festival, è un modo di respirare e vivere l'arte a 360 gradi. Decine di artisti appartenenti alle più svariate discipline artistiche, dalla pittura alla danza, dalla scultura alla musica, dal teatro alle arti circensi e di strada, hanno dato vita ad una contaminazione di stili, forme, suoni e colori, in cui ogni performance non risultava fine a se stessa, ma parte di un tutto omogeneo, l'arte. È stato un evento pensato per coinvolgere il pubblico a far vivere l'arte in maniera totale, non come semplici fruitori, ma come attori direttamente partecipi. La direzione artistica del festival è stata affidata a Sebastiano Pietrini. E siamo ritornati in questa cornice da Fiaba per un evento speciale che oggi festeggia il 18° anno. Sì, è 18 anni che facciamo questo festival, che è fatto con grande passione, amore, condivisione, ed è dedicato interamente all'arte a 360 gradi, perché è una maratona che parte dalle ore 19 per arrivare alle 3 del mattino, unendo quello che è la musica in primis con varie forme, generi e suoni, passando per il teatro danza. E dopo all'interno ci sarà l'arte circense. Quest'anno abbiamo una collaborazione direttamente con il Valdemone Festival, che è uno dei festival più importanti insieme al nostro presenti in Sicilia, e tantissime collaborazioni con associazioni che, facendo rete insieme a noi, ogni anno diamo vita a questa meravigliosa atmosfera che naturalmente noi facciamo da contorno, perché già il Parco Museo Jalari di per sé a livello artistico, etnostorico, culturale dice tanto, quindi noi ci innestiamo all'interno cercando di seguire l'energia del posto. Un parco che è visitabile tutto l'anno e poi in alcuni momenti si trasforma in un palcoscenico speciale per eventi unici. Sì, noi seguiamo l'energia del posto, quindi i nostri eventi culturali sono legati principalmente da quello che il posto ci chiede. Facciamo delle sagre, quindi con feste sagrali come la festa della vendemmia, che sarà il 28 di settembre. Il 21 di settembre ci sarà un altro evento dedicato all'enogastronomia, e dopo naturalmente tutto il periodo natalizio. E noi in un certo qual modo, come vi dicevo prima, cerchiamo di fare delle manifestazioni che un po' si legano al mood e al volere di questo posto, perché Jalari vuoi non vuoi ha un'energia propria che noi andiamo a seguire, e quindi si crea armonia. Questo è un luogo ideale per le famiglie, vediamo tanti bambini anche e poi tanti adulti, ognuno resta incantato, ci si diventa un po' tutti bambini quando si entra in questa cornice? Sì, in particolar modo espressivamente, perché c'è l'arte di strada, che è una vera e propria forma di spettacolo che molte volte noi minimizziamo, però le compagnie che ci sono dietro fanno dei lavori duri tutto l'anno e fanno quello di lavoro. C'è un angolo anche riservato al food. Sì, lo street food, abbiamo questo collegamento perché vi dicevo noi mettiamo tante realtà insieme, e quest'anno stiamo collaborando col Koi Sushi, e dopo all'interno ci sarà anche il Meari, il Ciao, che è un'altra realtà, e noi facciamo da unione in queste cose, quindi cerchiamo di fare forza anche tramite i giovani, tramite le realtà associative, che alla fine è il futuro, e quando stai bene con gli altri stai bene anche con te stesso. Abbiamo già avuto qualche anticipazione di questa serata speciale qui al Parco Jalari. Come proseguirà adesso questa lunga serata che andrà avanti fino alle 3 di notte? Allora, noi ora partiremo con una sessione di palco che vedete e un contropalco che invece è questo. E qui sarà un ping pong continuo dove ci avremo gli artisti che faranno musica inedita loro. Quindi noi come selezione
cerchiamo di valutare anche gli artisti che fanno cose loro, non delle cover band. E dall'altro lato invece gli spettacoli di arte di strada. Questa è la 18ª edizione, ma da quando hai preso la direzione artistica dell'evento? Diciamo che lo facciamo tutti insieme in famiglia. No, questa è stata un'idea nostra di tutta la famiglia 18 anni fa, siccome a me piace anche suonare, conoscevo tanti artisti, tante situazioni, quindi collaboriamo ancora tutti insieme. Diciamo, per la direzione artistica, come diceva Franco Battiato, è un parolone, quindi preferisco non avercelo come indicazione, però ce ne occupiamo tutti insieme facendo del meglio e cercando di fare da collante, cercando di seguire determinate direzioni, non buttarsi mai sul convenzionale, ma cercare anche di dare luce a dei piccoli spettacoli che molte volte sono più invece di ambito teatrale, sono cose più di nicchia, no? E pertanto facciamo questo con tanto amore, quindi proprio direttore artistico non mi sento, però insieme creiamo una bella escalation. Noi oggi ci godiamo questa serata e la racconteremo con le nostre telecamere, con le telecamere di Onda TV di Bella Sicilia, ma possiamo dire che il parco è sempre aperto tutto l'anno, quindi l'invito è quello di venire a scoprire questo luogo, un luogo magico, un luogo che ha realizzato un sogno di 2 famiglie. Sì, questo è successo nell'arco di 40 anni, quando mio padre, mio zio e mia zia sono venuti qui ed era una zona arida, non c'erano alberi, tutti gli alberi che vedete sono stati piantati da loro. Dopo aver scoperto l'acqua, perché la trivellazione fu fatta nel 1982. Pertanto da quello è nata vita, è nata vegetazione, si sono riscoperte queste pietre dal sottosuolo che hanno ripreso la loro forma, la loro energia. Infatti gli alari, che è il nome della contrada, deriva dall'arabo che significa pietra luccicante. E la coincidenza è che dei fratelli chiamati Pietrini sono venuti in questo posto per creare questo mosaico utilizzando la pietra, quindi come se fosse una cosa già scritta forse, no? Che mi emoziona pure, pensandola. Pertanto noi durante l'anno facciamo tantissime collaborazioni, tra cui con Onda TV. Infatti ragazzi, condividete la bellezza di questa realtà che è Onda TV, che è il Parco Gli Alari, perché realmente sono quelle piccole entità che creano e fanno soprattutto cultura, sia tradizionale, sia di arte a 360 gradi, di etnografia, di recupero delle antiche tradizioni, e voi ne siete maestri. Anzi, ti posso fare una domanda a te? Dai, intervistatore ha intervistato, vediamo cosa si prova. Siamo con Daniele, io ti volevo chiedere, ma tutta questa passione per la tradizione del nostro territorio, che contemporaneamente vi troviamo in 3 posti contemporaneamente, no? Da che cosa nasce? Nasce da una storia anche questa lunga, 40 anni, perché 40 anni fa la famiglia Raga ha iniziato a fare comunicazione, prima con la radio, poi con la televisione. Naturalmente io sono cresciuto comunicando ciò che la Sicilia ci mostra, e quindi l'amore è sempre proseguito, è andato avanti, e oggi siamo una bella squadra e portiamo la nostra bella Sicilia in tutto il mondo. Bella Sicilia, ragazzi, e Onda TV fanno anche un saluto a un grande conduttore che è stato Pippo Baudo, quindi caro Pippo, anche se non ti ho conosciuto di persona, sappi che tu per noi eri di famiglia. Sebastiano, concludiamo perché vogliamo chiederti una novità di quest'anno, perché abbiamo visto che questa 18ª edizione ha visto affiancarti da una nuova collaboratrice giovanissima. Eccola. Eva, mia figlia, che è nata il 30 maggio del 2024 con mia moglie Viola,
È stata l'emozione più bella della mia vita, anche perché ho vissuto tutti i momenti, dal momento della crescita della pancina fino alla nascita, e spero che anche lei abbia questa passione. Vieni amore, lo vuoi? Vieni, è tu. Vieni amore. Yeah! Sono io che può permettere subito le cose. Un preghi e ci danno sempre sui nervi. Una cosa è certa, vogliono qualcosa da noi, non ci lasciano mai in pace. Non avrei proprio più nessun motivo per vivere. Avete assistito allo spettacolo che si chiama Sott'acqua, teatro danza, con Lelio Naccari insieme alla bodypainter che ho qui a fianco, che si chiama Maria Di Bella. Allora, intanto vi ringrazio per essere qui. Allora, Sott'acqua nasce come un viaggio, un'emersione di quello che è di oscuro, di tenebroso, diciamo, c'è dentro di noi, quindi lo portiamo fuori, lo portiamo nel corpo. Quindi c'è appunto questo buio che riemerge. Ci piace pensare che comunque sia un viaggio, infatti per noi ogni nuova performance prende una nuova vita, cambia e si colora in maniera diversa. Espressivamente, più che il nome di un semplice festival, è un modo di respirare e vivere l'arte a 360 gradi. Questa sera decine di artisti appartenenti alle più svariate discipline, dalla pittura alla danza, arte contemporanea, dalla scultura alla musica, passando per il teatro e arrivando all'arte circense. Daranno vita a una contaminazione di stile, forme, suoni e colori, immersi in questo bellissimo, unico Parco Museo Ialari, realizzato in 40 anni di sacrifici, sudore, dalle famiglie Pietrini e Giorgiani. Espressivamente raggiunge oggi 18 anni. È cresciuta nel corso di questi anni questa manifestazione? È cresciuta sia nella quantità di artisti e delle varietà di esibizioni che ogni anno si sono sempre andate arricchendo. È cresciuta a livello anche di nomea, di fama, di importanza nel territorio e anche oltre il territorio. Quindi per noi, per me personalmente, è sempre stato un privilegio essere qui per partecipare e organizzare fattivamente la parte tecnica di quello che rappresenta appunto tutta questa serie di eventi che si vanno a succedersi poi in rotazione fino all'alba, si può dire. Oggi la vediamo già impegnata qui con il mixer, è tutto pronto per questa serata, ci saranno tante esibizioni. Sì, oltre a 8 gruppi musicali ci saranno poi dei vari performer che andranno a arricchire sia con teatro, con danza, con recitazione, come qualcosa si è già vista in precedenza, tutta la parte appunto espressiva di questo espressivamente. È un luogo già magico di per sé il Museo Ialari, però quando si svolge questo evento tutto diventa ancora più suggestivo, più affascinante. Sì, è il luogo, diciamo, che sembra quasi al di là della realtà, del reale, perché tuffarsi non solo nel luogo Ialari, ma anche in quello che rappresenta a livello proprio di valore, di filosofia di vita, è qualcosa che
salva l'uomo da tutti i mali che al momento lo stanno attraversando, perché appunto sappiamo bene che è un momento molto tragico e molto drammatico per l'umanità. Jalari rappresenta appunto la speranza, lo scoglio a cui attaccarsi per salvare questa umanità che ancora non comprende il vero significato della vita. Il mondo mi chiede di affrontarlo, non la voglia né la forza per farlo. Tu dovresti tendere la mano, invece la togli e cado, la togli e cado. Scusa, mi dispiace, non sono in grado di stare dall'altro lato, di rincorrere, sono senza fiato. Niente più dolce, dietro c'è sempre l'amaro. Tutto è scuro, mai chiaro, tutto è scuro, mai chiaro. E vorrei avere un altro giorno senza niente intorno. Niente intorno, una vita distratta, vado a 140, sì, ma in retromarcia tutto mi cambia, sto male, mi sento in gabbia, ma la notte così non mi passa, non dormo, non ho più sonno, delusioni che non conto, ho l'ansia, la vita è noia e calma, la sveglia che mi uccide, pieno di ferite, ma sono felice, ancora tanto da capire, vorrei una rosa, ma solo spine, vorrei avere un altro giorno senza niente intorno, una vita distratta, vado a 140, sì, ma in retromarcia tutto mi cambia, sto male, mi sento in gabbia. E siamo stati attratti da questo angolo. Francesca, ma cosa troviamo qui? Allora, qui troviamo degli sketch dal vivo, degli schizzi, ritratti, chiamiamoli come vogliamo. Siamo io e Mari, facciamo semplicemente dei disegni dal vivo. La gente viene qui, si fa fare una foto molto veloce e noi facciamo uscire tutto da questi buchini, come se fosse una box delle foto, tipo Polaroid. Questo è disegno d'acquarello. Come vi è venuta questa idea? Ci è venuta perché a noi piace molto disegnare ad acquarello, ci piace ritrarre le persone. Abbiamo capito che in qualche modo, rendendolo un gioco, può essere anche molto più interattivo ed è molto divertente. Infatti adesso aspettiamo solo che le persone ci vedano e se parte uno partono tutti. Questo l'abbiamo capito. E la prima partecipazione a Espressivamente? Sì, la prima. Sì, io sono di Barcellona Pozzericotto, però abbiamo fatto tutta la nostra arte a Palermo e quest'estate abbiamo deciso un po' di tornare nei passi delle mie zone, perché lei non è italiana, è cilena, e abbiamo detto proviamo a fare un po' di arte anche a Barcellona. Qual è il vostro sogno nel cassetto, il tuo nello specifico? Lavorare così. Noi siamo delle artigiane di base, facciamo disegni, taccuini artigianali, facciamo un bel po' di prodotti artigianali, quindi lavorare in questo settore sicuramente. Allora, spiegaci come funziona. Noi qui leggiamo le istruzioni. Questo è il gettone? Allora, questo è il gettone, quindi si può scegliere o il gettone per fare uno sketch singolo o in coppia, si inserisce qui e inizia il gioco. Quindi abbiamo tutta la situazione così. Qui chiediamo di fare un sorriso per fare una foto, aspettare 5 minuti per fare il disegno e qui abbiamo finito e quindi il disegno uscirà direttamente da qui. Ed una brioche, il barista risponde no, le brioche non ce le do. E allora me ne faccio una caffè con panna, e sempre e solo se si può mi dia 2 brioche. Il barista dice no, io ho già detto di no. E allora, per favore, me ne faccia una fragola e limone, sempre solo se si può. Dammi 3
fare, vadino per favore, perché noi a casa stiamo sbagliando, noi mi pigliare il culo a me, ok, da stamattina all'8 che faccio il granito e poi viene 2 disse che non dai il brioche, quindi... E nell'ambito di Espressivamente troviamo anche i dischi di una volta. Voi avete anche aperto un negozio? Abbiamo aperto un negozio di dischi, trattiamo tantissimo materiale sia nuovo ma usato e andiamo a ricercare le cose insomma più introvabili. Allora, la collaborazione nasce grazie ovviamente a chi ha creato questo evento e ha chiesto la nostra collaborazione, e poi da qui, anche grazie alla collaborazione col professore Nicola Russo, abbiamo potuto creare tutto questo, ovvero la presentazione di un disco live, è proprio un racconto della musica. Diciamo che cerchiamo di essere attivi nel territorio, soprattutto musicalmente, oltre alla vendita ovviamente che ci identifica. È un settore che non passa mai di moda, anzi sta per essere riscoperto sempre di più ultimamente. Allora, è un settore che effettivamente era passato di moda, adesso si sta riscoprendo come il vinile sta diventando più che altro oggetto di culto e un gadget, più che uno strumento dove ascoltare musica, ma ciò non toglie che effettivamente a noi interessa ridare dignità a questo tipo di prodotto. Noi assolutamente facciamo anche gli ordini sul nuovo, però in negozio cerchiamo sempre di portare più l'usato per fare in modo che si ritorni a concepire il collezionismo e portarsi la musica d'appresso, che è una cosa che un po' ad oggi abbiamo dimenticato con le piattaforme digitali. Quindi per fortuna abbiamo visto che tantissimi giovani ne fanno parte ed è per fortuna un bel mondo. Vediamo uno scatolo per la pizza, ma non c'è la pizza dentro. È un'idea effettivamente stravagante. È del nostro terzo socio, l'idea rispecchia un famoso cartone che è Futurama e appunto le consegne rispecchiano una cosa così tanto antica, per noi ci sembra assurdo poterla vivere anche nel 2025, quindi è un po' uno spin-off di questa avventura. Guarda, se c'ero io, sì, tu che facevi? Io, sì, tu. Io, e si chiede quanto erano tutti i brossi e ce l'hai lanciato in coda sto pezzo menomato, va. Vabbè, ora abbiamo veramente l'ultimo pezzo. Non vuole darmi più ascolti, mi avvicino insicuro del mio futuro. Un cane abbaia in fondo alla strada, sembra che l'abbia con me, non mi avvicino, no, reggo il confronto e forse mi darei solamente torto, io non lo sopporto e non mi trovo, scatti una foto per ricordo, pane di inchiostro, lacrime di agosto, urlo me lo è, tutto a posto, urlo me lo è, tutto a posto e non mi trovo più, scatti una foto per ricordo, pane di inchiostro, lacrime di agosto, urlo me lo è, tutto a posto, urlo me lo è, tutto a posto. E c'è una ragazza che piange e legge di fretta, fuma ma lasciami la sigaretta, mi parla ma non so consolarla, io non so consolarla, e c'è una guerra nella stanza accanto, dovrei intervenire ma resta là, non mi trovo più. Qui troviamo anche gli abiti, vestiti, cosa c'è? Sì, noi siamo una piccola realtà nata da 3 anni a Barcellona, Pozzo di Gotto. Principalmente vendiamo abbigliamento vintage e second hand. Molto più rivolto verso i giovani, ma anche non. Quindi puntiamo sul dare nuova vita a dei vestiti che meritano ancora tante nuove possibilità. Come nasce questa idea?
Nasce più come un esperimento sociale per vedere come può reagire la gente nel dare una nuova possibilità ai vestiti. Nasce, non so, per passione principalmente, è la mia passione più grande. Come sta andando questa attività? All'inizio è stato un po' a rilento, ma adesso dopo 3 anni va molto meglio. Ci stiamo spingendo molto fuori, anche facendo dei piccoli pop-up in giro. Virgilio in chiave comica che per le vie delle città condurrà il pubblico verso un percorso di sogni. Chapeau! Marco Le Luci. Diciottesima edizione di Espressivamente, cosa si prova in questo momento? È sicuramente un momento emozionante. Io tra l'altro ovviamente l'ho visto nascere questo festival, l'abbiamo creato molti anni fa, appunto 18 anni fa, e anno dopo anno abbiamo voluto ripetere questa proposta che alla fine è la possibilità data sia da artisti locali sia da artisti più noti di esibirsi su un palco. Questo è Espressivamente, che tra l'altro non è solo espressione musicale ma anche espressione artistica. Qui abbiamo un splendido esempio di Andrea Sposari che ha voluto realizzare appunto questo dipinto su un tino antico e che noi ringraziamo. Qua abbiamo su un'altra botte l'opera di Nessun Nettuno e ovviamente durante il corso della serata si sono poi alternati altri momenti, appunto presentazioni di libri, di dischi, eventi che si susseguono all'interno di un'unica manifestazione che è questo festival. Abbiamo visto che c'è anche l'area food. Certo, c'è anche l'area food per dare la possibilità a chi viene qua di poter mangiare qualcosa, perché ovviamente siamo un po' lontani rispetto al centro, quindi è anche giusto questo, sì.
Una serata da trascorrere in maniera diversa con tutta la famiglia, ecco, anche per ricaricarsi di energia, possiamo dire. Sicuramente è un festival per le famiglie perché è frequentato da sempre da bambini molto piccoli con i propri genitori e anche da persone molto grandi, proprio perché offre diverse sfumature dell'arte e dell'espressione artistica, quindi dà la possibilità a tutti di trovare un momento comunque piacevole e di rasserenarsi, effettivamente di passare una serata diversa rispetto alle altre, anche in un ambiente particolare che è questo di Parco Ialari. Adesso che il festival diventa maggiorenne bisognerà guardare al futuro. Bisognerà guardare al futuro e bisognerà pensare a nuove proposte per i prossimi anni, sì, bisognerà crescere ancora di più. Tutto a posto, uno mano è tutto a posto. E c'è una ragazza che piange e legge di fretta, fuma ma lasciami la sigaretta, mi parla ma non so consolarla, io non so consolarla, e c'è una guerra nella stanza. Lay down, you will be lying down. It's a little while, your eyes can feel the morning. So go and find $1,000 heart smile. Oh, too much to find the perfect shadow for your touch. Perché l'ha nascosto, mi dici chi se ne è accorto, secondo me. Nettuno, che ha dipinto una bellissima botte, Delia De Luca, Carmen Lopresti, per ognuno un applauso, Samantha Alberti, Tamara Iello, Lilli Romano, Smeralda Cupiraggi, che oltre a fare questa bellissima installazione ha fatto le grafiche per il festival, Graziano Molino, Salvatore Coletta e per ultimo, ma un grande grazie va ad Andrea Sposari. Andrea, anche tu hai voluto prendere parte a questa edizione di Espressivamente e hai già realizzato la tua opera. Diciamo, sono abbastanza celere io nelle mie cose. A un certo punto è arrivata l'ispirazione, ho fatto quello che dovevo fare, ovvero realizzato un dipinto su un'anticatina per la pigiatura, come già avevamo anticipato, e è stato molto bello, devo dire. Ecco, parlaci un po' di questo dipinto, come è realizzato e quale tecnica utilizzi? Allora, io prevalentemente vengo dal mondo delle bombolette spray, diciamo è la mia forma di espressione artistica, e come l'ho realizzato? Niente, semplicemente ho guardato la tina e ho immaginato delle cose e è venuto fuori questo profilo. Quando inizia la tua passione, la tua creatività? Ma io ho iniziato con diciamo, il mondo dei graffiti e poi successivamente i murales a 14 anni, però già da prima chiaramente disegnavo, mi piaceva sperimentare nel mondo della pittura, del disegno, insomma è una cosa che si perde nella memoria, non ho il ricordo di quando ho iniziato a disegnare perché è una cosa che ho fatto con naturalezza e quindi poi è andata da sé. La tua arte è cambiata nel corso degli anni? Come si cambia nella vita per le varie cose che succedono, cambia con te anche la tua arte, no? Si evolve insieme a te, infatti diciamo, nella mia memoria ci sono tante evoluzioni e ce ne saranno ancora, nel senso che sicuramente, spero, anzi mi auguro ce ne siano ancora, perché vuol dire che stai cambiando, non ti sei diciamo, fossilizzato in una forma specifica e quindi stai evolvendo ulteriormente, quindi sicuramente nel futuro ci saranno altre evoluzioni.
Hai partecipato già ad altre edizioni di Espressivamente oppure questa è la prima per te? No, è la prima è nata come collaborazione e anche perché Espressivamente ha partecipato attivamente a un festival che organizzo io a fine luglio, si chiama Antomensa Narsciada, nel borgo di Cannistrà, sempre qui a Barcellona. Quest'anno è nata questa bella collaborazione con Sebastiano, allora ci siamo aiutati a vicenda, loro hanno fatto qualcosa per il nostro festival e io sto facendo qualcosa per loro, quindi in maniera del tutto spontanea e naturale. È importante portare avanti le collaborazioni anche tra gli artisti perché sono occasioni per mettere in risalto chi ha delle capacità particolari in vari campi. Sì, allora la contaminazione per me è fondamentale, anche la cooperazione, creare una rete, soprattutto in queste zone. Appunto ieri a Bafì abbiamo realizzato un murale in collaborazione con Carlo Alberto, che è un amico mio di Siracusa che stasera è pure qui e farà delle performance, e allora incontrandoci è venuto fuori un nuovo murale che abbiamo realizzato appunto ieri, che è un mix tra la mia forma espressiva e la sua, e quindi anche questa è una continuazione, abbiamo creato qualcosa di nuovo che fino a ieri non esisteva. Ecco. Ci sono già tanti murali in giro, ma cosa si prova quando si rivedono magari a distanza di tempo queste opere? La maggior parte delle volte noti principalmente i difetti e questo è un bene però, perché vuol dire che nel frattempo sei cresciuto artisticamente, quindi tante volte quando rivedo dei miei lavori vecchi c'è sicuramente della soddisfazione, però è inevitabile pensare che quella cosa l'avresti potuta fare meglio, quel particolare andava fatto in un altro modo, diciamo fa parte della natura artistica essere molto autocritici ed è giusto così, ci dobbiamo flagellare se no non va bene. In casa, se vuoi lascia pure i tuoi vestiti in stanza. Eppure non vedevo l'ora di riaverci, eppure non vedevi l'ora di riavermi. È stato mai stato in strada, ho perso treni ma rimango per la stessa meta, dove ti ho incontrata, a 2 passi dalla mia faccia. Vedo sto zitto e annuisco, non far capire ma nessuno che hai già capito. Puntano polvere sul meme strada, non li ascolto e mi ripeto come un mantra, non c'è più sole. Giurami ancora che non vive solo e soltanto di attenzione, e che non scapperai via da quello in cui credi e da ciò che ti attende. Ma sono Grazie. Allora mi presento, sono Gila Spada, vabbè già mi hanno presentato. Con me Davide Crimi alla batteria, al basso Michele Fazio. Ci tengo a ringraziare già dall'inizio tutta l'organizzazione, grazie per l'invito. E nulla, facciamo un po' di canzoni. Grazie.
cosa pensi, capisco stante i tuoi pensieri, un ascendente poi dicevi, non crederai mica a quei segni, essere visti dentro un bagno, elegante mai capitato, poi io fuori non ci conosciamo, eri, tornavi al tavolo, eri come un altro, sto tra le nuvole, ma niente panico anche se un dolore tra le costole, ci passerebbe un transatlantico sulle mie lacrime, ma porto un altro casco se dobbiamo partire, o se dobbiamo finire per sentirci dire, tu non mi dai mai bene, perché se non me lo fai non dai vedere, non mi dispiace se mai o se dobbiamo partire, o se dobbiamo finire per sentirci dire, sto ho conosciuto un angelo ma l'ho mentito, e se ne stava lì in un angolo ed io non capivo quanto bella era Milazzo quando noi stavamo in giro, quasi come il tuo imbarazzo quando poi restavo zitto. Io preso dalla musica e dal mio ego, l'ho sottofatta a stare male, questo non lo nego. Hai pianto tanto, lo so, e questo è il mio tormento. Ti ho visto a cena con un altro, stare bene lo spero, ma ancora quelle immagini nella mia mente. Io ti imbarco nudi in mezzo al mare di Ponente. Cosa ci manca? Penso nulla, finalmente. Un conto in banca e una casa grande e accogliente. Grazie. Tanti artisti qui a Barcellona Pozzo di Gotto per questa serata che taglia il traguardo delle 18 edizioni. Ma cosa hai portato tu, Mario? Io qui vengo innanzitutto come artista, quindi porto il mio spettacolo che si chiama In Valigia Comedy Show, è uno spettacolo di giocoleria comica e clown dove c'è molta interazione col pubblico, è uno spettacolo adatto a tutti, a bambini ed adulti e sono molto contento, non ero mai stato qui al Parco Ialari, è stata una sorpresa incredibile e sento un'energia molto frizzante che è perfetta per il mio spettacolo. Sappiamo che c'è una collaborazione con il Museo Ialari e con Valdemoni Fest. È nata questa collaborazione tra i due festival, questa cosa mi inorgoglisce un sacco perché miscela, mette insieme due visioni tanto diverse di come deve essere un festival e quindi questo non fa che arricchire le due manifestazioni. Il festival si svolgerà a Isnello, abbiamo un programma fittissimo dalla mattina fino alla sera, ci saranno spettacoli di circo contemporaneo, artisti di strada internazionali e musica, tanta musica dal DJ set ai concerti, abbiamo Angelo Sicurella con il suo nuovo progetto, abbiamo i Pachacama con la cumbia e poi abbiamo un sacco di attività collaterali che vanno dalla presentazione di libri a talk con artisti che portano dei progetti che meritano una chiacchiera con il pubblico e una traversata sulla valle. Non sapete se conoscete Isnello, c'è una valle molto grande e la attraverseremo con un funambolo che farà avanti e indietro, una cosa spettacolare. La cosa si chiama Con gli occhiali in su perché non puoi che rimanere con gli occhiali in su e vedere che cosa succede. Il nostro festival nasce 15 anni fa con l'idea di creare uno spazio aperto per gli artisti per potersi esprimere e di condivisione con il pubblico e dove queste due entità si incontrano, si scambiano, si parlano, entrano in connessione e si sviluppano delle espressioni e quindi espressivamente. Che messaggio vuoi lanciare oggi qui da questo luogo magico? Colgo un po' quello che è il tema di quest'anno del nostro festival, che è la Talea.
Noi stiamo facendo una talea e la stiamo vivendo come una forma di rinascita e una forma di resistenza, e secondo me nel periodo in cui stiamo vivendo la resistenza è un'azione importante e necessaria per sentirsi liberi. E con questo la salutiamo con un altro forte applauso. Benissimo. Vi è piaciuto il numero con una pallina? Che entusiasmo, eh? Lo so, perché c'è sempre qualcuno che magari vuole vedere un numero un po' più difficile. Magari qualcuno vuole vedere un numero un po' più pericoloso. Lo vedi? Magari qualcuno vuole vedere un numero con più palline. Lo vedi? Maledetti. Allora vediamo, dovrei averlo, un numero con più palline. No, questo è un altro spettacolo. Faccio vari tipi di spettacolo, uno si adatta. Bene, attenzione, perché se prima usavo una pallina, adesso no, non userò una pallina, non userò 2 palline, non userò 3 palline, non più palline. Tocca prendere dall'entusiasmo. Allora, vediamo, qui ho bisogno dell'aiuto di una persona con esperienza. Qua è il panico, gente che comincia a guardare ovunque. Vediamo, tu come ti chiami? Come? Vieni Pietro, bravo. Buoni con i tamburelli Michele, buoni con i tamburelli. Vieni qua, bravo. Poi vediamo un po', vediamo. Tu come ti chiami? Come? Bravo Riccardo, puoi rimanere a posto, grazie. Allora, brava Marta, vieni qua. Ehi, sentite anche voi come da lontano si sta avvicinando un applauso di incoraggiamento? Non sbaglio mai. E allora, facciamo questa intervista. Tu hai detto che ti chiami? Che bel nome. Peccato che la sopra non l'hanno sentito. Ci vorrebbe un microfono. Aspetta, lo prendo. Prova, sì, funziona. Bene, ciao, come ti chiami? È la parte che mi piace di più. Ecco, vieni qua Maia, Marta, ecco qui, perfetto. Ciao, tu invece ti chiami? Ah, che bel nome, sposta. Ultimo, ma non ultimo, abbiamo qui con noi, non ce ne frega niente, vai di là, va. Benissimo, bambini egocentrici. Dove sono? Signora! La signora si è addormentata, ho detto signora, la signora ha fatto, che sono? Qual è il matrimonio qua? Allora. Grazie signora, voi vi conoscete? No? Vi siete vestiti così a caso? Non è la moglie dello sponsor? Grazie. Benissimo. Allora, fatti un po' più indietro per piacere, bravissimi. Ok, allora, attenzione, adesso darò una pallina a Marta, una pallina a Mnamna e una pallina a Brevere. Non mi ricordo come si chiama. Bene, qua entrate in gioco voi. Quando voi direte il numero... C'è un lutto oggi? Mi chiedo. Come queste emozioni così sopite, perché?
Allora, quando direte il numero, tu mi lancerai la tua pallina. Quando direte il numero, so dove abiti, amore. Fatti niente. Allora, attenzione, tu mi lancerai la tua pallina e mi inquieti, lo sai? Mi metti ansia. Piccolo Barasax. Bene, quando direte invece il numero, tu mi lancerai la tua pallina. Attenzione, attenzione perché se sbagliate lui muore, ok? Lo conoscete? Lo conoscete? Oh, che peccato. Bene, attenzione. Il gesto è stato istintivo, lui muore. Allora, come se si visse qualcosa. Però è un momento, così uno ne approfitti e gioisci prima che... Ciao. Allora, pronti? No, piano. Tu sei il numero 1. Numero! Ehi, piano. Numero! Ruolo dovete fare voi. Bello. Posso annunciare il prossimo gruppo con Jimmy al violino e alle percussioni, con Gabriele chitarra ritmica e tamburi e voci tradizionali come i cantacarrottera, e dopo Michele, che non vi dico tutti gli strumenti che suona, se no passerebbe un'altra mezz'ora, ma Michele Piccione che già si presenta da solo. Per voi Arci Tavola Tonda Trio. Yeah.
dalla Sicilia con un brano, attenzione, che si chiama Barcellonese. Ed è un brano che veniva cantato sulla Zanfonia proprio qui a Barcellona, Pozzo di Gotto, il brano che avete sentito precedentemente, seguito da un balletto tipico dell'area appunto dei Nebrodi, e da Barcellona, Pozzo di Gotto ci spostiamo in Calabria con una tarantella calabrese. Yappa! E siamo in compagnia di Cristina Dainotti. E qui abbiamo il tuo quadro vivente che si chiama Noel. Parlaci un po' di cosa hai realizzato oggi qui al Parco Ialari. Allora, con Noel ci conosciamo, siamo compagni di teatro da tantissimi anni e quando io incontro un artista diciamo che riesco a percepire e a comprendere le qualità artistiche e da questa cosa qui mi nasce l'idea del quadro che potrebbe rappresentare. In questo caso lui si occupa sempre di spettacoli di giocoleria, quindi ho pensato di costruirgli una scenografia che ricreasse un teatro, un piccolo teatro, e il suo costume l'ho realizzato sotto forma di giullare. Quindi il quadro vivente si chiama il giullare giocoliere, perché dopo lo spettacolo praticamente si sviluppa in modo che la persona al centro è vestita con un costume di scena e viene dipinta e dopo la fase di pittura si confonde con lo sfondo e diventa appunto un quadro vivente. Successivamente a questa fase di pittura dal vivo il performer dà vita al suo spettacolo e in questo caso il suo spettacolo è di giocoleria e mangiafuoco, sputafuoco. Qui noi siamo proprio dentro il quadro in questo momento. Esatto, sì. L'idea è proprio questa, quella di fare un quadro a dimensioni reali. Quindi creare l'idea che la persona stessa è una tela che vive e che respira. Cosa si prova a prendere parte a questa serata? Sono un veterano di Espressivamente, sia da avventore che da artista, quindi da parecchi anni. È sempre una bella esperienza, è bello incontrarsi anche con altri artisti, altri colleghi e poi l'energia che si respira qui all'interno del parco è sempre molto bella, molto festante. È sempre un piacere ritornare a Espressivamente, ma a Ialari in generale. Sì, sì. Tu hai preso parte anche alle precedenti edizioni? No, questa è la prima edizione di Espressivamente in particolar modo. Ho preso parte qualche anno fa
con delle creazioni che realizzo io, perché mi piace dire che pitturo le cose e le persone, quindi non soltanto le persone. In questo caso specifico che lui non è ancora truccato e dipinto, quindi non è totalmente mescolato con la scena, però per ovvi motivi, diciamo, tecnici il costume e la scenografia vengono realizzati prima. In questo momento dobbiamo ancora realizzare la performance, quindi lui ha ancora il viso da essere umano, non è ancora trasformato. Quindi tra poco ti vedremo all'opera? Esatto, se a volte se sono ispirata mi dipingo anche io e divento anche io parte della scena, quindi lo scopriremo. Bravo. Bravo. La ricetta sì. Sì.
assolutamente